Questo libro racconto 20 anni dell'Associazione A Cuore Aperto. È un libro, per l'80% fotografico, che mi sono sentito dovere di scrivere per ringraziare le persone che in questi 20 anni ci hanno supportato, perché senza di loro quello che abbiamo fatto non sarebbe stato possibile. Noi siamo stati un tramite nelle mani, io direi a volte, del Padre Eterno, perché penso che ogni uomo debba fare qualcosa per le persone che hanno più bisogno. Nel caso nostro, essendo io un medico, ho cercato di portare sanità in un territorio dove la sanità era fantascienza. Il progetto che noi abbiamo chiamato Un Cuore per Ipogolo, dal nome del villaggio dove noi abbiamo la sede presso la comunità cristiana nel mondo, ma alcune tappe. Innanzitutto abbiamo supportato il dispensario, l'abbiamo un po' ristrutturato, abbiamo supportato anche gli stipendi dei medici o degli infermieri e come associazione. E poi la cosa più importante, abbiamo deciso di fare studiare i ragazzi che, scelti dal Vescovo, ne avevano le potenzialità. Abbiamo fatto studiare oltre 200 ragazzi, alcuni sono diventati medici, altri infermieri, altri tecnici, e questi ragazzi vogliono restare in Tanzania, non vogliono andare fuori dalla loro terra. Penso che questa sia la filosofia che bisogna attuare nei confronti di queste persone. L'altro importante progetto è stato Running Doctors, dottori che corrono. Con una macchina che avevamo comprato con i Lions giravamo in villaggi più sperduti e lì abbiamo visitato persone che per farsi visitare facevano anche 10-15 km a piedi, sempre per farsi misurare la pressione, fare un elettrocardiogramma, un ecocardiogramma. Questo vi dice come la sanità è un bene che noi abbiamo il dovere di portare dappertutto. L'altra iniziativa in favore degli ucraini. Dopo l'inizio della guerra ci siamo resi conto che la situazione era drammatica, soprattutto per donne e bambini, e allora abbiamo deciso di portare in Ucraina circa 20.000 euro di farmaci e poi abbiamo portato in Sicilia, a Montevago, circa 40 ucraini, così tutti donne e bambini, per cercare di rasserenarli un poco. E loro sono stati a Montevago per circa 8 mesi e poi loro sono tornati nel loro paese. All'inizio, quando sono arrivati, bastava un rumore per farli saltare in aria, invece alla fine vedevi sorrisi anche nei bambini e soprattutto si sono sentiti voluti bene e accolti. È quello che noi abbiamo fatto e che abbiamo il dovere di fare.